Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici delle stelle in un nuovo appuntamento con l'oroscopo del giorno. In questo mercoledì 27 ottobre ci facciamo accompagnare dalle stelle di Radio.0 a scoprire tutte le novità. E allora, buon ascolto! Amici dell'Ariete, Saturno sorridente vi invita a selezionare le persone da frequentare, bandite accuratamente quelle che vi fanno perdere tempo in chiacchiere e giri a vuoto. Tenetevi poi alla larga dalle discussioni sul lavoro e avrete risposte al vostro bisogno di rassicurazioni e gratificazioni. Toro, grazie alla luna in sestile a Urano vi lascerete trasportare dalla voglia di trasformare la vostra vita, di sperimentare varie situazioni e di esplorare nuovi mondi. Forte è la spinta a liberarvi di tutto quello che vi pesa e che non funziona. Chiarite ciò che non va anche con chi amate. Gemelli, potrete portare avanti progetti intricati. Ce la farete benissimo, considerata la vostra destrezza e astuzia, ma anche per la disponibilità di un collega. Forse un amico si sente un po' trascurato in questo periodo. Correte ai ripari organizzando subito una serata insieme. Cancro, con la luna nel segno alleata di Urano e Nettuno ma contraria d'altra parte a Mercurio, chiederete consiglio a un familiare anche se sapete che non ne terrete conto alla fine. Avrete la preziosa opportunità di stare con degli amici fidati per realizzare insieme idee e desideri in questo prossimo periodo. Leone, qualcuno vi criticherà nella vostra attività e voi vi troverete nelle condizioni di dover mobilitare risorse e abilità in difesa dei vostri programmi. Cercate d'altra parte di amministrare al meglio la gestione economica, controllando al massimo le spese superflue. Vergine, riportate alla realtà anche in modo spiccio una persona che nonostante la vostra sincerità continua a illudersi in merito al vostro rapporto. Naturale che vi sentiate su di giri oggi, la luna in Cancro vi sarà di aiuto per risolvere diversi problemi. Bilancia, a causa della luna in Cancro, stile a Mercurio per voi, oggi dovrete essere meno pretenziosi se non volete che gli altri vi facciano il vuoto intorno, attenti poi a giudicare. La sicurezza in voi stessi e nelle vostre capacità in campo sentimentale vi aprirà strade finora inimmaginabili. Scorpione, per colpa di Saturno e Giove avversi, provate a evitare acquisti non preventivati, siate anche disponibili a sacrificare un po' del vostro tempo e denaro. Misurate i vostri passi e riflettete in più sulle strategie da adottare per realizzare quello che avete in mente. Sagittario, visto che Venere è quadrata a Nettuno, tentate di leggere tra le righe le cose che il partner vorrebbe dirvi ma non vi dice. Non è possibile esprimere sempre tutto a parole. Giove vi è amico in questi giorni, conoscerete persone straniere con cui instaurare un confronto costruttivo e anche interessante. Capricorno, con Saturno indifferente in giornata avrete la sensazione oggi che ci sia un profondo abisso tra voi e i vostri soci, ma facendo il minimo sforzo alla fine uscirete da ogni conflittualità. Sul lavoro infatti sarete affiancati da collaboratori che vi garantiranno efficienza da una parte ma anche efficacia di intenti. Acquario, per merito di queste stelle favorevoli chi è in coppia vedrà progredire lietamente la propria vicenda amorosa, per i singoli in più incontri dai risvolti lusinghieri. Con Mercurio complice il momento è decisamente buono per affrontare esami o anche per fare corsi di aggiornamento. E chiudiamo infine con i pesci. Se siete innamorati in vista qualche sorpresa, riuscirete a mettere in secondo piano le intemperanze. Siete soli? Le emozioni vi faranno saltare alle stelle. Occhio però a non rovinare l'intesa a due con un atteggiamento capriccioso ed eccessivamente pretenzioso. Ed è tutto quindi anche in questa giornata di metà settimana dalle nostre stelle di ottobre. Appuntamento a domani con tutte le novità. Intanto a tutti auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0